Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Venerdì 11 febbraio 2011 la Sala Civica di Ospedaletto Euganeo ha ospitato un importante e delicato incontro dibattito sui cambiamenti climatici, sulle conseguenze che il clima ha sul territorio in cui viviamo e sulla storia e le caratteristiche del fiume Frassine. La serata è stata organizzata dall'Associazione Estremi di Meteo 4, che da anni ormai si occupa di meteorologia e di cui fanno parte anche i relatori, tutti provenienti dal nostro territorio. Questa serata, dal titolo emblematico A 100 giorni dall'alluvione, è stata l'occasione per spiegare alla cittadinanza i veri motivi che hanno scatenato quella che il dottor Marco Camera ha giustamente definito la tempesta perfetta, ovvero quella serie di circostanze che, sommate insieme, hanno causato la tragica alluvione del novembre 2010. La situazione è figlia di un evento eccezionale che probabilmente in pianura non è stato avvertito per la modesta quantità di pioggia che è caduta. A fronte di 30-40 mm sono caduti in pianura, sulle prealpi sono caduti 10 volte tanto, per non dire anche 15. L'alluvione è sicuramente figlia di un evento di grande scala, sicuramente non per le buche delle nutrie, non per gente che ha fatto saltare gli asini, ma è frutto di un processo naturale che ha chiaramente avuto dei caratteri eccezionali. Questo principalmente mi sento di dire. Io in questo momento qua considererei principalmente l'evento eccezionale in sé. Da parte nostra come associazione Estremi di Meteo 4, al di là di comunicare alla gente quella che può essere la conoscenza meteorologica, è proprio anche quella di dare una memoria che ci faccia capire che il territorio merita rispetto, merita un modello di pianificazione sostenibile, senza del quale chiaramente si ripeteranno fenomeni del genere. Una delle più grandi opere da fare nei prossimi anni sarà quella di recuperare le zone del territorio. Il dottor Luca Stevanato ha illustrato le caratteristiche e la storia del fiume Frassine e come questo, insieme al Fratta e soprattutto all'Adige, hanno modellato tutto il nostro territorio. Nel tuo intervento hai definito il Frassine il fiume dei mille nomi. Nel suo scorrere dalla valle dell'Agno fino al mare cambia nome ben 5 volte, passa da Agno, passa a Gua in provincia di Verona, poi diventa Frassine quando entra in provincia di Padova, poi cambia ancora nome e diventa Brancaglia, infine Santa Caterina prima di mettersi nel canale Gorzone e sfociare in mare. Le prime notizie sul fiume Frassine sono di 1000 anni fa. Prima cosa c'era? Un fiume placido e tranquillo era definito dagli studiosi idraulici del secolo scorso, che non aveva mai creato problemi alla nostra pianura, problemi che invece hanno cominciato ad esserci nell'anno 1000, nell'11-12 secolo, quando si è cominciato a sfruttare il territorio. Ci ricordavi che il fiume Frassine ha forse il record degli argini più alti in Italia? È verissimo, perché come rimedio a tutte le rotte che ci sono state durante i secoli, quello che si faceva era di ricostruire l'argine e alzarlo di 20 cm, 1 metro, 1,5 metri, finché si è arrivati a un'altezza sul piano campagna di 9,60 m, che rappresenta il record italiano. Tu sei laureato in fisica, ma sei un appassionato di meteorologia. Cosa ti ha spinto a questa passione? È stata più una curiosità, qua in queste zone c'è un clima molto particolare, quindi questa curiosità mi ha spinto a indagare sul clima e scoprire perché in questa piccola porzione di terra, quindi nel basso padovano, accadono talvolta cose strane, cose molto diverse dal resto del Veneto. La serata è proseguita poi con la relazione dell'ingegner Lamberto Cogo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che ha dovuto gestire l'emergenza idraulica di quelle settimane. Tutti noi siamo abituati a ricordarci del Consorzio soltanto nei momenti di crisi, e però il Consorzio lavora tutti i giorni, 7 giorni su 7. È un ente prettamente operativo, in quanto ha in gestione su 120.000 ettari di territorio oltre 1.750 km di canalizzazione che vengono manutenute con interventi o di sfalcio o di pulizia di fondo durante tutto il periodo dell'anno, oltre a garantire i livelli idrometrici di sicurezza idraulica per la bonifica, e quindi attraverso i sistemi di pompaggio meccanico con 54 impianti di sollevamento che possono complessivamente sollevare una portata di oltre 200 metri cubi al secondo. Il Consorzio garantisce anche nel periodo irriguo un sistema molto capillare di irrigazione, impinguando gli scoli di bonifica attraverso le aste collettrici di seconda categoria in gestione del genio civile, per poter dare l'acqua ai numerosi ettari del territorio per l'irrigazione delle colture. Nel suo intervento lei ha definito questa emergenza
un terremoto idraulico. È stato un terremoto idraulico in quanto la coppiosità dell'acqua fuoriuscita dalla rotta arginale del Frassine aveva una portata di gran lunga superiore alle capacità di deflusso della rete consortile, perché non potevano in esse essere contenute. Questo è stato un evento, diciamo, proprio eccezionale, che però essendo la nostra struttura molto operativa ha fatto sì che le maestranze e le capacità professionali in anni e anni di servizio presso il Consorzio Bonifica, la conoscenza capillare di tutta la situazione topografica del territorio ha fatto sì che noi potessimo essere operativi sotto il profilo idraulico immediatamente per mitigare quanto prima e alleggerire, diciamo, l'evento alluvionale che ha investito il nostro territorio. La proiezione finale delle fotografie più rappresentative dell'alluvione ha poi riportato tutti noi con la mente a quei giorni terribili del novembre 2010. Lavorando in queste zone e avendo la passione delle fotografie, sei riuscito ad ottenere delle splendide immagini. Un tramonto alluvionato, un Monte Cero che si rispecchia su questo lago, è un'immagine che non si vedeva dal 66. Questa passione mia, anche di altri, ha portato ad avere molte immagini di questa alluvione, sperando di non rivederne più e che restino solo immagini.